presente in studio per la terza sera di fila. Questo è un evento più unico che raro. Quelle del 2000 tutte e tre. No, va bene, dai, non ne dire ste robe così, non è carino davanti che tu sarai del 99. a quest'ora. Io vorrei vedere i regali, ragazzi, vediamo i regali. Vitto, è inutile che fai tanto il libertino, lo sappiamo che sei un fascio. Non è affatto male, cioè avere una moglie che accetta certe cose come con uno cioè sono cose positive assolutamente. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Whatever it takes. Berlusconi credo che sia già un miracolo che sia vivo. I nostri valori da mantenere. I nostri tre principi principali sono La libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Fra 3 mesi si sgombera. Basta. E allora, signori, buonasera. Patesse in onda su Radio Libertà. I barbari eleganti. Buonasera e buona Schlein a tutti, bentornati di nuovo su Radio Libertà insieme ai Barbari Eleganti. Qui con voi c'è sempre Gaz insieme a Luca Scognamillo, che questa volta non è in bagno ed è qui presente con noi. Buonasera a tutti, io non sono mai stato in bagno. Al buon Marco Rubeo. Buonasera a tutti. E al Vittorio Ledo le donne. Buonasera a tutti, è bello Pablito vedere le donne. Vittorio Pablito, las mujeres. È bello vedere comunque che hai trovato una catchphrase di apertura così di merda, Gaz. È bellissima, buona Schlein a tutti, è bellissima. Ma è ancora più bello Vittorio Pablito, perché lui ha il cartello di Bellerio. Pablito le donne. Pablito le donne, las mujeres. Guarda che stai rischiando adesso, tirando fuori, associando Vittorio a un cartello. E poi la gente e via Bellerio, esatto. Io non l'avrei detto. Salutiamo gli amici della finanza che ci seguono. Salutiamo anche un caloroso abbraccio e saluto leghista alla preside del Calvino di Noverasco, in provincia di Milano, nella frazione di Opera. Perché? Perché la salutiamo? Perché la buona preside del Calvino di Noverasco ha praticamente impedito a un eurodeputata, Isabella Tovaglieri, di presenziare a un incontro organizzato già dai ragazzi dal Consiglio di Istituto sul tema dell'Europa. Cioè Isabella Tovaglieri doveva presentarsi al Calvino confrontandosi con i ragazzi sul tema dell'Unione Europea, sul ruolo dell'Unione Europea, e ci sono stati diversi professori che hanno mandato una lettera quasi di minaccia alla preside, per cui nel caso in cui si fosse presentata Isabella Tovaglieri a parlare insieme ai ragazzi di Europa e di Unione Europea, questi qua avrebbero fatto casino, protestato, eccetera. E c'è stata una bella risposta dai ragazzi, perché si sono presentati qualche giorno dopo fuori dalla scuola organizzando una manifestazione. E se guardate le immagini, poi la notizia è stata ripresa anche dal giornale, dal Corriere della Sera e da altre testate giornalistiche, non erano 2 o 3 scappati di casa, ma erano tanti ragazzi che si sono rotti le scatole di un sistema spesso fatto da professori, da presidi o comunque all'interno delle scuole, dove si cerca sempre di censurare l'avversario politico, cosa che magari invece qualche anno prima, sempre nella stessa scuola, diversi esponenti del PD sono andati appunto a parlare, e lì è stato tutto ammesso e concesso. Quando invece tocca a qualche esponente della Lega o comunque del centrodestra, devono essere sempre sollevati dei casini. È veramente una cosa assurda, imbarazzante. Solidarietà ai ragazzi, di siamo vicini, e soprattutto a Isabella Tovaglieri, e non dico cosa la preside. Diciamo che alla preside rispondiamo come rispondiamo di solito all'Espresso. Con amore, con baci e bacini. Bacioni. Sì. Bacioni. Esatto. Che questa preside mi ricorda un po' la preside di Valditara, della polemica di qualche tempo fa. Quante presidi con la tessera del PD abbiamo in Italia? Secondo me troppe. Che poi sono presidi che quindi fanno anche politica all'interno delle scuole, impediscono agli altri di fare politica
e politica sana, fatta di confronto, perché poi magari non tutti la pensano come uno della Lega, per carità, però è giusto che ci sia un confronto, una diverse Perché vedute di impedire di opinioni, parlare? ma perché impedire di parlare? E poi ci son questi presidi che invece, son peggio dei fasci, son dei veri fascisti rossi. Sono i fasci. Son dei fasci. Io Sono mi i ricordo un bellissimo volantinaggio che aveva organizzato, la Lega Giovani qualche anno fa, fuori dalle scuole di Milano. Il titolo era, fuori cos'è che era? Fuori i fascisti rossi dalle scuole, una roba del genere. Non abbiam preso manganellate per fortuna, però c'è mancato poco. Bene. Beh, Gaz, ti chiedo comunque di chiamarli con il loro nome. So che per te la tua appartenenza a quell'ideologia fa male dirlo, ma sono dei comunisti? Sono violenti in quanto comunisti. So che per te fa male, soprattutto in per questi carità, giorni dove ma hai esultato anche per altri avvenimenti sì, in altri solidarietà al paesi. popolo francese che si è ribellato, Secondo me Ne parleremo all'innalzamento dopo, delle ne parleremo dopo. Parlava pensioni. di un'altra questione. Parlava di elezioni. Elezioni politiche cubane. Esatto, in un paese molto democratico Anche come quello Cuba. lì dove si è tutto esaltato, era bello Barzotto, esultava. Ottima Che vittoria a Cuba. risultato ha fatto il Partito Comunista Cubano alle ultime elezioni? Allora, ho qui i dati ufficiali. Il Partito Comunista Cubano ha preso Partito in Comunista percentuale Cubano, A Cuba, ovviamente a Cuba, sì, e non in esatto. Lombardia. Giocava in casa, ha preso addirittura il 100% dei suffragi. Questo è il sintomo di una buona politica fatta sul territorio, giorno dopo giorno, con impegno, passione. Quando la politica Questo è segno di il una prossimo che dittatura. mi dice che Cuba è un esempio lo tiro sotto in macchina. quando la politica dà risposte ai cittadini, poi vedi il Partito Comunista Cuba che ma vince col la sanità 100% cubana è dei voti. eccellente. I medici cubani sono i più bravi del mondo. Ovviamente siamo ironici. E altre puttanate che questi comunisti continuano a propinarci. Ovviamente Gaz non è ironico. Beh, devo dire che sono ironico, poi quello che uno pensa non lo so. Ma torniamo all'argomento scuole. Torniamo all'argomento scuole. Voi avete mai avuto delle esperienze simili quando frequentavate la scuola, se l'avete frequentato, non so, Marco se l'ha frequentato o no. Certo che l'ho frequentata. No. Esperienze simili no, anzi, una volta nel mio liceo è venuto a tenere una conferenza sul fine vita, tra l'altro, il buon Giulio Gallera. Ok, l'area politica è quella, ma diciamo che qualsiasi fosse stato l'esponente che sarebbe venuto a parlare di quell'argomento avrebbe parlato tranquillamente, perché avrebbe trovato di fronte dei ragazzi interessati a quell'argomento e che se ne sarebbero battuti dell'appartenenza politica. Quindi peccato e nulla, sono cose che non dovrebbero succedere, anche perché Isabella Tovaglieri non sarebbe andata in quella scuola a fare politica, ma sarebbe andata lì a parlare di che cos'è il Parlamento europeo e che istanze vengono portate all'interno del Parlamento europeo. Quindi è un peccato davvero per tutti, è un peccato per gli studenti, è un peccato anche per i professori, perché anche i professori avrebbero potuto imparare cose nuove e ne avrebbero tratto vantaggio. Quindi a me viene solo da dire mi dispiace. Io vorrei raccontare la mia esperienza. Allora, alle scuole superiori, vabbè, lasciamo stare che io ho cambiato varie classi, non per colpa mia, ma perché il sistema scolastico italiano ti fa cambiare. No. Il sistema scolastico italiano ti fa cambiare praticamente un professore ogni anno, quindi. Allora, io ho avuto 3 professori di economia aziendale, mia materia di indirizzo. Il mio secondo professore di economia aziendale che ho avuto in seconda superiore era, il presidente dell'ANPI di Novate milanese tipo, e oltretutto era anche membro del PD e candidato alle elezioni comunali di Novate milanese quell'anno per una lista civica affiliata al PD. Quindi immaginate proprio Una persona imparziale. ed era l'anno che Salvini era ministro dell'interno. Quindi, immaginate che belle elezioni che facevamo. E ogni volta sempre lì costretto a tenere la bocca chiusa perché, per carità, loro che dovrebbero fare elezione possono fare tutti i comizi che vogliono. Noi dobbiamo tenere la bocca chiusa perché metti poi che ti prendono in antipatia questi professori comunisti e poi magari ti mettono qualche brutto voto. Perché ragazzi, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Queste cose succedono.
Per carità, la maggioranza dei professori italiani sono persone ottime, ma alcuni ti mettono anche tutti i voti per antipatia. Non ci dobbiamo nascondere, queste cose succedono, soprattutto se poi vedono che sei di un'area politica diversa dalla loro. Però giusto una cosa, attento con quella penna quando ti muovi, che rischio che per fortuna ho gli occhiali, quindi non può finire in penna è più occhio. potente della spada. No, E la poi- penna ferisce più della spada. E poi comunque solidarietà anche a quei professori che magari non riescono a esporsi, quindi tanto non possono proprio esporsi nelle scuole, magari hanno un pensiero differente rispetto a quello dei loro colleghi, non dico rossi, ma dico proprio dittatori, mi verrebbe da chiamarli, e quindi solidarietà anche a loro, perché la scuola molte volte dimostra di non essere un luogo libero di pensiero, di confronto, che invece il confronto soprattutto tra ragazzi e professori dovrebbe essere alla base dell'istruzione ed è qualcosa di veramente utile per far sì che poi il sistema scolastico possa, insomma, dare i suoi frutti, chiaramente. Esatto. Poi io volevo riprendere il discorso di Marco per dire, non è un problema se un professore ha la testa del PD in tasca, o merito. Poi adesso non vado più a scuola e quindi buona, ma se fossi uno studente a me non servirebbe nulla. A me darebbe fastidio se quel professore iniziasse a parlare di politica e iniziasse a Qualche problema Sì, no, tecnico. comunque quello che dice Scogna è assolutamente corretto, cioè la sinistra comunque fin dall'inizio della sua storia politica ha sempre cercato di infiltrarsi in determinate ambiti della vita pubblica, tra cui ovviamente più, tanto che c'è il cambio qui in diretta. Vai, quelli ovviamente i più importanti sono la magistratura, appunto, il mondo della cultura e dell'istruzione, quindi dovrebbe essere tolto quella parte politica per poi giustamente Pronto? 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 Può abbassare la radio per favore, così la sentiamo? Ma questa voce è lui o non è lui? È lui con la È lui o non è lui? Sono io, Certo che è lui. gli occhiali di fare una sorpresa. No, ma non c'è nulla. Cosa avete combinato? Assolutamente mi dispiace. Cosa abbiamo combinato? Ma guardate, ascoltandovi parlare di sistema educativo, ho pensato ai tanti discorsi comunistici. Io mi ricordo gli anni in cui ero al liceo, madonna, io andavo comunque a scuola, all'epoca ero leghista con la maglia con scritto Lega e prima Nord. Però guardate, io mi ricordo anche certi discorsi che sentivo, condivisibili o meno, sulle questioni LGBT. Erano questioni di cui spesso sento anche parlare Vladimir Luxuria in televisione, e quando sento Vladimir Luxuria io faccio sempre confusione, perché confondo Vladimir Luxuria con Vladimir Putin. Allora uno è un uomo vestito da donna e l'altro è un dittatore. In comune hanno solo il cazzo. No! Questa è bella. Vito, vuoi aggiungere? Vito è No, per una paralizzato. volta credo che il buon Nick e io possiamo ritrovarci sulla stessa lunghezza d'onda, sull'odio comune per Putin, quindi Occhio che se parli di lunghezza Vladimir Luxuria ti ama. No, ci dissociamo solidarietà a Vladimir Luxuria. Se si sente una donna, è una donna, sicuramente. No, col cazzo, Nel vero senso della parola. Ma sento una donna. ma chi se ne frega, anche quello che si sente in microonde, cosa la chiami? È un attimo diverso, però è un argomento un po' spinoso. No? Ti do assolutamente ragione, Nick. Guarda. Allora ritorniamo alla scuola, perché tra l'altro poi la cosa bella fermo è un che secondo Nick, fermo un secondo, gli dai ragione anche su Putin?
Allora, ma poi si vuole giustificare tutto. Se uno si sente un microonde, non può essere un microonde. non È una cambiare persona umana. non cambiare Se uno si discorso, vai sente, su Putin. se uno si sente Gazzola, abbi il cavallo, coraggio di dirlo. se uno si sente cavallo, non può Togli essere un cavallo se è umano. Spoglia, Se togli il uno, microfono. se io non posso sentire, Nick, dammi ragione per favore. No, Nick, Io non aspetta. posso dire mi sento Vittorio Le Donne, Aspetta. io non sono Vittorio Togli Le il Donne. microfono. Nick, fagli una domanda Matteo specifica. Gazzola, no, aspetta, Matteo Gazzola, tu ti senti di condividere le parole di Nick che dice che Putin è un dittatore? Ma certo. Dai, prosegui pure, Nick, scusa l'interruzione. Abbiamo avuti tanti ma- dittatori, quindi. Poi io non so se di voi facciano scuola paritaria, ma io penso che se un genitore vuole mandare il figlio in una scuola paritaria dalla mattina alla sera di LGBT, a parte le cose del programma scolastico, non so libertà di farlo, se la paga va benissimo. Ma in una scuola statale che è pagata con i soldi di tutti, pagata con i soldi dei contribuenti che ti tassano la casa, ti tassano i terreni, ti tassano l'auto, la barca, ti tassano anche il quante volte vogliamo io penso che non si possa parlare di tutte quelle sicurezze, che poi uno le condivide o meno in un altro discorso, ma fuori da un ambiente formativo, statale, pagato con i soldi di tutti. Assolutamente, Giusto, fuori la giusto. propaganda dalle scuole. Fuori le Assolutamente. zecche dalle scuole, fuori le zecche dalle scuole. Quindi, Quindi, Sono d'accordo con infatti tanti sono esponenti fuori. della Lega che hanno coraggio di dire tolleranza zero, ma bisogna dire tolleranza doppio zero, non tolleranza zero, tolleranza doppio zero. Ma anche triplo. Ma io ho una domanda per il buon Nick. Ah, Nick, ma tu sei mai stato con una donna quel cazzo? Ma vedi, ma stiamo no. facendo un discorso intellettuale e arriva Mamma mia. guarda, non esiste, non esiste. delicatezza. Vorrei, scusa un attimo, Proprio Vito, barbaro. vorrei ringraziare vorrei ringraziare la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato la trasmissione. Si chiama Radio Libertà per un motivo, no? Quindi tu non sei molto, diciamo, usiamo il termine crucianiano, cioè sei uno molto conservatore su parliamo di questi... queste cose, non parliamo di queste No, cose. non è questione di conservatore o progressista, porca puttana, no, un cazzo. Va bene, grazie, dobbiamo mandare la prima canzone, ringraziamo Nick per essere stato con noi, grazie mille. Grazie anche per questo approfondimento scientifico. Ora i Cream con Strange Brew, o Brew. Club.
Rieccoci, buona line di nuovo a tutti. Qua Dopo sempre Strange su Radio Brew dei Libertà. Cream. No, non ce la posso fare. E ci è arrivato un vocale. Mamma mia. Perché il buon Nick voleva raccontarci una barzelletta ma non ha fatto in tempo, quindi ci ha ascoltiamo. mandato un vocale e sentiamola. Premessa, non Ci l'abbiamo dissociamo. ancora ascoltato e Esatto. nel caso ci dissociamo. C'è un gay che va in macelleria e dice al macellaio: un salame per cortesia. E il macellaio risponde: certo, corto, medio o lungo? E il gay fa: lungo, ovvio. E il macellaio, gentile, ma vuole che glielo tagli a fette? E il frocio: guardi che non ho mica il culo salvadanaio. Ci dissociamo. vabbè. Ci dissociamo. Ringraziamo gli ascoltatori che ci lanciano. Ci passano dissociamo questi messaggi. ovviamente. Ringraziamo la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Salutiamo la comunità seconda LGBT che ci ascolta sempre. Esatto. Tornando ai temi seri, ancora scioperi e manifestazioni in Francia contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. Malgrado numeri e violenze in calo rispetto alla settimana scorsa, a Parigi in questa 10ª giornata di mobilitazione nazionale indetta dalle parti sociali, i manifestanti sono stati 450.000, secondo il sindacato CGT, e 93.000 secondo la polizia. Giovedì erano stati 800.000 secondo i sindacati e 119.000 secondo la polizia. Ovviamente ci riferiamo agli scontri in Francia che stanno accadendo in queste settimane, dovute al fatto che in Francia Emmanuel Macron col suo governo ha deciso di innalzare l'età pensionistica fino a 64 anni in maniera graduale, quindi non come è stata fatta in Italia con la riforma Fornero, però questa perché ridete? È un discorso Ancora per la serio. barzelletta di prima, Ma scusami. è una roba pazzesca. Però stavano dicendo che comunque questo innalzamento dell'età pensionistica ha provocato numerose proteste, numerosi scontri non solo a Parigi ma in tutta la Francia, con tantissimi disordini. Hanno incendiato il municipio. A Bordeaux era, e soprattutto poi questa riforma è passata non dal Parlamento, perché il Parlamento è stato scavalcato attraverso l'articolo 49 della Costituzione francese, e quindi è stato un provvedimento quasi adottato, mi verrebbe da dire, in maniera unilaterale, no? Senza un minimo di discussione, senza un minimo di gliel'ha imposto. Gliel'ha imposto, eppure la Francia, e in Francia hanno anche i sindacati migliori dei nostri probabilmente, perché quando da noi si parlava della riforma Fornero erano tutti belli addormentati o comunque si sono girati tutti dall'altra parte. In Francia, giusto, non lo so. In Francia i sindacati invece sono un po' più seri e si stanno facendo sentire. Ecco, mi verrebbe da dire, e qua è l'unica volta che lo dico qua stasera e basta. Vive la France. Io invece ti contrasto dicendo 3 parole: viva il presidente, grandissimo Emmanuel Macron, grandissimo, ha fatto qualcosa per il bene del paese, andando contro l'impopolarità di una riforma che viene vista dalla popolazione come impopolare, ma che salverà la Francia dal collasso. Come Margaret Thatcher fece 30 anni prima, 40 anni prima, e che lo disse che gli inglesi avevano bisogno di un'amara cura, ma che andava somministrata. Ai francesi è stata un'amara medicina, che sarà un bene per loro. Tra 30 anni ringrazieranno Macron per aver alzato l'età pensionistica. Poi diciamo le cose di 3 mesi viene aggiunto ogni... Sono da 62 a 64 anni, 3 mesi ogni anno fino ad arrivare ai 64 anni. Io mi rivolgo agli ascoltatori, visto che qua abbiamo fanatici dell'innalzamento dell'età pensionistica, ci ricolleghiamo poi su ma Radio tu scusami se ti interrompo, Gazzo, ma tu sei incredibile, tu quando... Lasciami finire. Tu sei contro le manifestazioni quando riguardano qualcosa che non va contro il tuo interesse, come quelle dei Gay Pride,
e rompi Ci le palle ricolleghi- quando sono che vanno contro i ho giovani, capito. cioè tu stai vai Ci con- ricolleghiamo poi su Radio Libertà fra 40 anni, quando il movimento delle donne avrà la schiena staccata dal lavoro e ancora verrà in radio a dire: no, ma fanno bene questi governi in alzare l'età pensionistica. Cazzo, non sai quanto ti Cioè, stai sbagliando. fanno veramente bene. Ne riparliamo fra 40 anni. Tra 40 anni Fra sarò già 40 morto da anni. tempo, quindi non mi porrò il Magari problema sul loro. È più magari- probabile da altri magari sul modi, lavoro però perché- non so quanto Non siano. diciamo. magari sul lavoro a causa degli standard di sicurezza che da qui a 40 anni si abbasseranno, perché gli amici liberali e liberalisti, e chiamali poi come vuoi, di tutta quella dell'Emmanuel Macron, di Marco, insomma di tutti quelli che abitano in area C, gli amici di Calenda, di quelli che hanno abolito l'articolo 18 ed erano pure contenti di aver abolito l'articolo 18. Cos'è che stavo dicendo? Niente, avranno eliminato tutti questi standard di sicurezza e poi ci saranno magari morti sul lavoro, ci sarà gente che sciopera a lavoro perché magari avrà 70 anni e sarà ancora lì a portare i pesi da una parte all'altra Sì, questi esatto, sono gli cazzo. amici Tu dovrai liberali. andare in pensione a 75 anni perché la gente invece di farsi 2 o 3 anni in più di lavoro vuole per forza andare prima e sarai tu a pagarlo, saranno queste generazioni a pagarlo perché Noi non non andremo perché le persone non vogliono assumersi la responsabilità del fatto che non sono loro a pagare la pensione, ma sarà la generazione successiva a pagare la loro. allora, Quindi questo sistema è un gigantesco, enorme schema Ponzi. Finirà tutto per collassare e quello che ne pagheranno le conseguenze, Gaz, saremo noi, non saranno i piccoli angeli, le povere stelle che saremo non noi in vogliono ogni caso. lavorare 2 anni in più. Saremo noi in 2 ogni anni caso. in più. No, ma e per anche carità. 3 mesi in più nel caso. Ma allora, quello che accade, allora, Esattamente. premesso, perché non pensavo fosse opportuno fare questa premessa, ma il sistema pensionistico francese evidentemente è anche ben diverso da quello italiano. Ma in realtà è Preme- molto simile, cioè non vabbè, ci sono ho molte capito, però differenze. stanno lottando per cose diverse, perché noi sicuramente, nel senso che comunque noi non andiamo in pensione a 64 anni, non andremo in pensione a 64 anni, ma di più, e sicuramente abbiamo avuto la Se andiamo Fornero. in pensione esatto. di 64 Noi- anni, c'è un no, motivo. sto dicendo, ma no, ma per carità, ma in passato chiaramente sulle pensioni, eccetera, di porcate ne sono state fatte, questo è riconosciuto da tutte le ma le parti. porcate non dobbiamo farle Da adesso, tutte le non parti. dobbiamo portare Adesso però c'è da trovare delle soluzioni, chiaramente. Appunto. La Fornero sicuramente non era la soluzione ideale da poter Non parliamo applicare in non quel parliamo caso. di nessun Detto altro questo, proposta. mentre in Italia abbiamo questi problemi, in Francia ci sono chiaramente altri problemi, c'è un altro, per certi versi c'è anche un altro mercato del lavoro, no? C'è anche un'altra situazione politica, insomma, c'è anche un'altra crescita rispetto all'Italia, quindi sono paesi sicuramente La diversi. Francia, come In principio, l'Italia spende quasi il 14%, sì, ok, quasi il però 14% del PIL riversato sulle pensioni. In Italia è ancora maggiore, stiamo parlando quasi del 16%. ok, È grave. ok, però il principio comunque quello che sicuramente emerge da tutto questo è che mentre in Italia quando ci approvava la legge Fornero si era tutti zitti, buoni, i sindacati si facevano i cavoli loro, c'era invece dall'altra parte chi magari cercava di raccogliere qualche firma per bloccare un provvedimento suicida che poteva avere delle alternative valide. In Francia invece i Ma non ci sindacati sono le alternative in valide. Francia Calma, uno per volta. in Francia invece, pur essendo una situazione relativamente diversa, sono scesi in piazza e i sindacati in un certo senso hanno comunque fatto i sindacati. La politica, anche se il Parlamento è stato scavalcato, comunque la politica in Francia è sicuramente più viva rispetto a quella che è stata in Italia quando veniva approvata la legge Fornero, che ha messo in difficoltà tante persone per colpe che poi, per carità, non sono secondo me tanto imputabili a quelli che ne hanno approfittato di quei sistemi pensionistici che si sono susseguiti negli anni precedenti, ma di un sistema in generale, il sistema in Italia che ha fallito chiaramente, che ha fallito, ha goduto di privilegi, di
di scorciatoie, di scivoli. Scusami un E poi secondo, siamo Gaz, arrivati a vorrei questo punto. mettere in tuo onore comunque una colonna sonora per il tuo discorso, vai. Ora puoi andare. Vai, poi parla. Italiani? Credo sia quello. No. Vai, ora Ah, puoi parlare, Gaz. Hai la colonna sonora adatta. allora, cari compagni, è giunta l'ora di scendere in piazza e protestare contro questo sistema patriarcale. No, fallo serio il discorso. È un mix tra... Non riesco ad essere serio. Vabbè, Dobbiamo andare in pubblicità, a dopo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Rieccoci su Radio Libertà. Buona Schlein a tutti, come Dopo sempre. Pet Cemetery dei Ramones, ma non c'è bisogno che dici buona Schlein tutte le volte. Ma lo fa apposta. No, lo faccio apposta perché mi piace vedere le reazioni diverse ogni volta del buon Luca Scognamiglio. È imbarazzante. È bello. Ma Luca Scognamiglio voleva anche parlare di qualcosa? Ha un argomento pronto? Esatto. Notizie di giubilo. Il 16 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto che riguarda il ponte sullo Stretto di Messina. La storia del ponte sullo Stretto di Messina è una storia travagliata, di cui si parla non da 50 anni, ma si parla da secoli. Ebbene, grazie a Dio, il ministro Salvini... Cosa stai facendo? Le stories. Bene. Il ministro Salvini ha avuto il coraggio e ha il coraggio di portare avanti questa grossa battaglia, ed è una battaglia importantissima per tutti, non solo per la Sicilia e la Calabria, ma per tutto il paese. Perché? Adesso ve lo spiego. Ho preso gli appunti per la prima volta. Vai. Allora, ogni anno la Sicilia spende all'incirca 7 miliardi di euro in più per
anzi perde all'incirca 7 miliardi di euro per tutti quei servizi che sono maggiorati dal fatto di essere un'isola. Il fatto che la Sicilia sia insulare quindi grava nei confronti dei cittadini siciliani. Ricordiamo che questi 7 miliardi poi direttamente o indirettamente soprattutto sono soldi pagati da tutti, sono pagati da tutti i cittadini italiani, quindi è un qualcosa Da che tutti i tocca cittadini lombardi. esatto, quindi è un qualcosa che tocca i cittadini della Lombardia, i cittadini del Veneto e anche i cittadini della Sicilia. Bene, molti criticano l'opera perché è un'opera che costa tantissimo. Nel progetto definitivo approvato nel 2010, perché i lavori erano partiti e poi un certo Monti li ha fermati. Col governo Berlusconi erano partiti, poi Monti li ha fermati. Esatto. I costi allora si stimavano in circa 5 miliardi di euro, oggi vista l'inflazione, si parla di circa 7-8 miliardi di euro. 8 miliardi di euro che comunque, se pensiamo che ogni anno la Sicilia perde quasi 7 miliardi per il fatto di essere isola, non sono nulla, non sono nulla. È un qualcosa che costa anche relativamente poco. Benissimo, e in questi 7 miliardi di euro poi sono incluse anche opere da fare sia sulla sponda siciliana che sulla sponda calabrese, quindi opere infrastrutturali che vanno a riammodernare un paese e 2 paesi che hanno estremo bisogno di un riammodernamento infrastrutturale. E questo a cascata comporta anche una serie di vantaggi. Tra l'altro in tutto questo, grazie al PNRR verranno investiti quasi 30 miliardi in, anche qui, opere infrastrutturali come nuove autostrade, linee ferroviarie per l'alta velocità, sia in Sicilia che in Calabria. Quindi quelli che fanno polemica dicendo il governo si dovrebbe occupare di nuove alta velocità, nuovi treni, al posto di preoccuparsi del ponte sullo stretto, cazzate, lo si sta già facendo. Basti pensare che si stima che con il ponte, con l'alta velocità, si potrebbe dimezzare il tempo di viaggio in treno da Roma a Messina, da Roma a Catania e da Roma a Palermo. Si stimano dalle attuali 12 ore per fare Roma-Palermo alle circa 6, dalle attuali 10 ore per fare Roma-Catania alle neanche 5 ore in caso di ponte e di alta velocità. Insomma, è un vantaggio per tutti e, come dicevo prima, a cascata questa cosa non potrà che portare un vantaggio economico sull'isola, potranno nascere nuove imprese, potrà turismo, lavoro, e avrà una ricaduta non solo positiva, non solo su Sicilia e Calabria, ma su tutto il paese. Quindi è folle opporsi a un'opera del genere. Quindi avanti Salvini, siamo tutti con te. Inoltre fatemi dire, Greenpeace, i Verdi, e questo ride, non mi piace, Greenpeace, i Verdi, tutta quella gente che piace a Gaz, hanno criticato l'opera perché ha un impatto ambientale, vergogna, e l'ambiente, nessuno pensa all'ambiente. Benissimo. La vostra vita ha un impatto ambientale, se smettete di vivere non avete più impatto ambientale. Bravo, questo è il punto, perché comunque respirando anche mettono CO2 che fa male all'ambiente. Detto questo, se togliamo la sinistra e i sinistra, Greenpeace e quella roba lì, e togliamo i traghetti che fanno avanti e indietro tra una sponda e l'altra tra Calabria e la Sicilia, si andrebbero anche a risparmiare oltre 300.000 tonnellate di CO2. Quindi dici con un genocidio di... Esatto, il punto era proprio questo, quindi genocidio più... ovviamente stiamo scherzando. Stiamo scherzando, Gaz, stai tranquillo. Stiamo scherzando. Comunque si andrebbe a ridurre notevolmente l'impatto ambientale che tuttora in continuazione c'è. Quindi è folle opporsi a un'opera del genere. È folle. Perfetto. Bravo Scogna. Bravo. Oggi siamo tutti d'accordo. È stata un po' troppo seria comunque come parte. Direi di andare a concludere con qualcosa di un po' più trash. Bravo Scogna, e grazie al ministro Salvini. Grazie soprattutto al sindaco di Tonara, tale Pierpaolo Sau, che per il calo delle nascite ha fatto una proposta. Ha detto:
Per il calo delle nascite, tutte le donne libere cittadine del comune di Tonara hanno l'obbligo di recarsi nell'ufficio del sindaco a 3 ore di distanza l'una dall'altra. Provvedimento da me emanato a Tonara nel 2010 per combattere il calo delle nascite. Non so se avete colto. Fammi capire, cioè lui voleva risolvere il problema della natalità con donando il suo sperma, però lui lo fa in nature, cioè non vendendo come la maternità surrogata. Ci sono In anche questo caso tante... paternità. Di dov'è questo? Tonara, Sau. non lo so. Sau sarà sardo. Sau, sì. Ci sono anche tante pecore. Provincia che di passano Nuoro. lì. È di una lista civica. Provincia di Nuoro, devo che capire comunque non lista so dov'è. civica. Provincia di Nuoro. Nuoro. Quindi salutiamo gli amici della provincia di Nuoro e salutiamo anche questo sindaco di Tonara. molto visionario di Tonara. Allora, ma Vittorio, ma tu, ad esempio, se tornassi a casa dal lavoro e nel tuo appartamento trovassi un set di un film hard con almeno 20 persone, cosa ne penseresti? Sogno, cioè di cosa stiamo parlando? Un sogno, mi Ma gli butterei fai nella anche queste mischia, domande, ovviamente. Marco? Perché è quello che è accaduto. E si è anche trattenuto, un sogno, non ha detto altro, meno male. Perché è quello che è accaduto a Dragona, tra Ostia e Acilia. Quindi stiamo ancora parlando, insomma, qui stiamo parlando del Lazio. E a quanto pare un uomo, un signore, è tornato a casa e si è trovato la casa occupata non da dei rom che gli occupano la casa abusivamente, ma da degli attori di film hard. E nulla. Un uomo di 35 anni. Il cosiddetto mucchio selvaggio, scusa, tu non ti butteresti? Cioè la prima cosa che fai, cioè basica, cioè ti butti ovviamente in mezzo alla mischia, cioè invece c'è chi ha la sfortuna di ritrovarsi dei malintenzionati, dei rapinatori, invece hai la fortuna di trovarti in un set di un film hard, cioè di un film a luci rosse. Meraviglioso, ma è meraviglioso. Se è un set di soli uomini? No. È una domanda seria. No. È una domanda seria, Vittorio. Come reagiresti? No, io non voglio sapere. Set di soli Si butterebbe uomini. nel muschio. Si butterebbe nel mucchio. No, perché stavo pensando a Muschio Selvaggio, il programma di Fedez. Non nego quello e non confermo, quello caro che Scogna. non nego, non Ma no, ma è coerente, è libertario, è libertino, è liberale, tutte le 3 L, è le donne e basta. Cioè, quindi accetto. Scappa dalla domanda. Ma guarda, poi Sii se esplicito, c'è Vittorio, sii se esplicito. c'è gente poi come il buon Nick che lui immagino Nick, è un invito, Nick, se vuoi chiamaci di nuovo che organizziamo un incontro. Esatto. Allora, un ascoltatore Che sono messaggi su... Un ascoltatore ci ha scritto pesce scorpione, canale di Suez. L'ha mandato prima. Ci ha mandato la foto di un pesce. Questi qua sono i pesci che ci sono tra la Sicilia e la Calabria e che col ponte sullo stretto di Messina tornerebbero a riprodursi, a moltiplicarsi. Riprodursi come Vittorio si Esatto, trovasse. Vittorio poi si ritrova in casa. Esatto, un po' come il pesce padulo. Ma cerchiamo dov'è il comune di Tonara, visto che abbiamo ancora 2 Tonara minuti abbiamo di detto tempo. che è in provincia di Nuoro. Ma perdonate l'ignoranza, ma io a Nuoro non ci sono mai stato. Tanto meno in modo. sempre in Sardegna, quindi. Nuoro... Che ne so io, scusate, non ci sono mai stato a Nuoro. Esatto. Ma che conduttori scelgono in questa radio? Scusate, io non- ho avuto come professoressa di geografia una di quelle di Nuoro. uno di quei professori che parlavamo prima che piuttosto che fare lezione preferiscono parlare di politica, quasi sempre indirizzata a sinistra, quindi purtroppo a volte abbiamo un analfabetismo di ritorno. Queste sono le dovuto anche a conseguenze questa. di avere Sì. presidi di sinistra, professori che non che fanno politica in classe e non insegnano nulla. Guardate Marco Rubeo come è cresciuto. Intanto mi sono diplomato in tempo senza essere mai stato bocciato né rimandato. C'è Quindi... sempre l'università per rimediare. Vabbè, quella la si vive in maniera un po' più tranquilla. Ma sì, lui la vive tranquilla, il
l'aperitivo, il pranzo, le cene, la pericena, il cioè, monopattino, il monopattino, il monopattino elettrico, no. gli AirPods, no? Perché così ormai si va in università, quelli dell'area C, loro vanno in università col monopattino elettrico, le AirPods, poi non lo so, le scarpe da marca, mangiando hamburger le di Clarks. tutte queste cose che... Sì, infatti mi dicevano di aver avvistato il buon Marco Rubeo fuori da un centro sociale, non so se, Ma per carità. se puoi Tira fuori la confermarcelo. tessera Arci, Rubeo. Tessera Sappiamo che Arci. ce l'hai. Ma Arci cosa? Arci. Ok. Arcidirindina. No, mi Oggi dissocio, proprio mi dissocio. pessimo, Io sono oggi un pessimo. borghese liberale. Quindi è la tessera di Arcigay, No, giustamente. ma quella al massimo ce l'avrai tu che alla domanda non hai risposto. Ma ti ricordi io che anche anzi, Vittorio Feltri rimango della vecchia A quella sponda. domanda ha 2 gradi invitato il Vittorio, buon Nick. cioè... È vero. Ha invitato il buon Nick. Guarda, io sono Diciamo della che- vecchia, Ma perché della per vecchia forza, cioè, sponda, quando sono uno è un tradizionalista. così conservatore, cioè poi palesente, cioè dopo gli piace immergersi in quelle situazioni, cioè è matematico, Ma cioè, tu palese. immergiti dove vuoi, che io rimango con la mia integrità Poi faccelo sapere, fisica. così abbiamo argomenti per la radio. Esatto. Sarai il primo, Scogna. E tra l'altro Scogno oggi non ha ancora insultato gli amici dell'Espresso. Cioè, è una puntata strana. Vabbè, Scogno. ma hanno scritto... Vabbè, sì, scrivono sempre. Beh, hanno scritto, ma che domande fai? Vabbè, non so, Mamma magari mia, questa sta settimana si sono perdendo svegliati col quei viaggi in russo. Turchia, in Tunisia, ti hanno fatto un po' Non sono ancora sballare. andato in Tunisia. E in Algeria allora. Ci andrà Non so. presto. In direi. Mauritania, Devo mettermi lui d'accordo con è qualche andato intervista. in Mauritania lui. Cinque È andato in Mauritania l'altra volta, si è un po' perso. Sta è tornato... aspettando sì un passaggio da Carola Rachete per arrivare a Tunisi. Speronare qualche Carola nave. Rachete, infatti. ancora vivo. Carola Purtroppo, volevo dire sì. Come Marco? Sì, è ancora viva. Salutiamo Carola Rachete. Salutiamo soprattutto i giudici italiani che hanno voluto non incarcerare quello schifo che è Carola Rachete. Solo perché hai rasti. No. Anzi, anche magra. Che c'entra? Ma scogna, ma dai. Questo qua è body shaming comunque. Ma questo è body shaming. Male qua. Male, ma dove finiremo? Proprio hard rock oggi. Monte, dillo tu. Monte? Dillo tu che ti piace tanto dire questa parola in diretta radio. Montenegro. Va bene. Allora siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Buona Schlein a tutti e ci rivediamo Una alla buona prossima serata a tutti. puntata, prossimo mercoledì. Ciao. Ciao.